Siamo qua al capovolo di Pistello per festeggiare i nostri 35 anni di attività. Sono passati anche 25 anni da questa festa a tutto volo che noi facciamo regolarmente ormai. Qua si pratica il volo sia di aeromodelli a motore elettrico, motore a scoppio, elicotteri sempre a motore a scoppio, motore elettrico. Ci troviamo qua, è una passione che ci unisce tutti assieme, ci troviamo tutti i giorni, il sabato e i fine settimana, qua il campo è sempre aperto, è sempre. Siamo circa una ventina di soci, ci siamo rimasti. Sono modelli costruiti in balsa, legno oppure in polistirolo e Depron. Diciamo che commercialmente forse più economici sono quelli aglianti in polistirolo, sono più abbordabili se uno volesse iniziare questo sport, questa passione. Siamo andati a Milano, abbiamo conseguito il corso per giudice nazionale di categoria F3A e F3C, che equivale al remodellismo acrobatico e elicotteri acrobatici. Ci siamo susseguiti come istruttori, abbiamo il nostro campo di volo, come vedete, è equipaggiato per tutti gli aerei. Questi sono la nostra ospitalità e l'amicizia e volare. Questi sono elicotteri acrobatici, hanno praticamente il passo collettivo variabile, praticamente invertono l'inclinazione delle pale. In questo modo l'elicottero può andare sia in un modo che nell'altro. Per far sì di ottimizzare il volo hanno aggiunto un'elettronica a giroscopi. Ci sono 3 giroscopi sul piatto e uno sulla coda per stabilire che l'elicottero stia dritto e che stia in volo. Praticamente sugli acrobatici usiamo quasi sempre un governo per mantenere i giri più costanti possibile, perché è molto molto importante. Ci sono varie elettroniche, varie batterie e sono completamente configurabili in qualsiasi maniera.